punto di vista diverso del territorio del Friuli. Un'escursione, se così la si può chiamare, lungo il suo più grande fiume. Il tagliamento nasce al passo della Mauria nel comune di Forni di Sopra. Da qui scende per 170 km fino ad arrivare al mare, quasi unico in Europa ad essere a canali intrecciati, raggiungendo la larghezza massima di quasi 3 km. I 18 km che andremo a percorrere, segnati con la linea rossa, sono quasi tutti nel territorio di San Daniele del Friuli. Il fiume prosegue poi verso Casarsa, in luoghi celebrati dal poeta Pierpaolo Pasolini. Ci prepariamo a partire sotto il ponte della vecchia ferrovia che collega Gemona a Sacile. Il ponte, che è anche stradale, unisce Cimano nel comune di San Daniele a Cormino nel comune di Forgaria. Dato il lungo periodo di scarsità di pioggia, l'acqua è veramente al minimo. Cerchiamo i rami del fiume dove l'acqua è più profonda. Riusciamo a navigare anche in poche decine di centimetri. Negli scorsi giorni ha piovuto in montagna, adesso c'è un po' più di acqua. Il tagliamento viene considerato un esempio di ecologia fluviale. Infatti negli anni la sua morfologia è praticamente rimasta intatta. Sugli argini stormi di uccelli si alzano in volo. Gli aironi bianchi qui trovano uno splendido habitat. Passiamo sotto le pendici del monte di Ragogna. Qui uno dei canali si restringe e l'acqua diventa più impetuosa. Non appena ci avviciniamo, uno stormo di germani si alza in volo. Prima di raggiungere la strettoia di Pinzano, l'acqua diventa più profonda e placida. In alcuni tratti l'acqua si fa più impetuosa. Attraversiamo uno dei canali intrecciati fino a raggiungere la destra orografica del fiume. Giungiamo quindi alla confluenza del torrente Arzino. In alto a sinistra si vede una piccola parte del castello di Ragogna. Adesso siamo in vista al ponte di Pinzano, dove il fiume si restringe a quasi 150 metri. Il ponte è costruito in cemento precompresso, è lungo 181 metri ed è a 30 metri sul livello dell'acqua.
Superato il ponte, alla nostra destra c'è l'ossario militare germanico, un'opera incompiuta costruita negli anni 30. Una breve sosta sul gretto di uno dei canali per ammirare il paesaggio che ci circonda. Proseguiamo su uno dei canali di sinistra fino a raggiungere delle alte scogliere di terra e sabbia. Sono pareti instabili modellate dalla pioggia e dal vento. Prendiamo erroneamente uno dei canali che va verso le prese d'acqua. Qui siamo costretti a scendere e portare a mano la canoa dall'altra parte. Nel vederci, un gruppo di gabbiani prendono il volo. Dopo 4 ore di navigazione, eccoci a Vidulis, punto di arrivo. Naturalmente a San Daniele non possiamo non fermarci a degustare il famoso prosciutto.